Si è concluso sul Col Gallina il corso nazionale Unità Cinofili da Valanga del CNSAS. A 60 anni dalla prima edizione, nell'Alto Atesina Solda, sono una ventina i binomi che, nelle 3 diverse classi, hanno superato le rispettive verifiche dopo 4 giorni di prove ed esami e 10 le nuove unità cinofile da Valanga brevettate. Come servizio volontariato siamo felici di partecipare alla parte di formazione e di certificazione delle unità cinofile del soccorso alpino, il cui binomio conduttore-cane è una risorsa eccezionale e fondamentale per la salvaguardia delle persone in caso di necessità. Mai come quest'anno è stata sottolineata l'importanza delle unità cinofile da valanga, dopo una stagione invernale che ha fatto registrare eventi tragici su tutte le montagne italiane, con già 35 persone che hanno perso la vita travolte da slavine. In caso di valanga ogni minuto conta e il lavoro di squadra è fondamentale. Qui il soccorso alpino si allena per fare in modo che gli operatori siano sempre al top, siano pronti ad intervenire nella maniera migliore. 7 i campi attrezzati per le simulazioni, proponendo in modo realistico le situazioni che conduttore e cane possono dover affrontare dopo una valanga, con figuranti nascosti nelle buche e manichini da cercare e trovare, nonché oggetti e attrezzature sparpagliati come avviene nella realtà.